Buonasera a tutti ragazzi, sempre mistero su mistero, stavolta scienziati sia australiani che anche scienziati americani hanno fatto una specie di ricerca e hanno scoperto l'anno scorso una fortissima esce, quindi qualcosa di diciamo di insolito ragazzi, quindi giustamente ha attirato l'attenzione di tutti i ricercatori del mondo e quindi prevedono che per quest'anno o forse per l'anno nuovo di fare una spedizione, anche perché si deve scavare molto molto profondo. In effetti loro sono arrivati solo a 3 km, ma non hanno potuto fare nulla, più di questo non sono riusciti a fare. In effetti sotto questo, diciamo, lastra grande di ghiaccio ci sarebbe come se qualcuno avrebbe fatto esplodere, che ne so, tipo un reattore nucleare sotto al ghiaccio, cioè ci sta una forte... Sì, sì, questa qua se l'hanno rimessa di nuovo, questa qui. L'hanno rimessa proprio a pochi giorni fa perché a breve andranno a fare questa spedizione. Questa è la notizia dell'anno scorso, come ho detto all'inizio, e proprio diciamo a breve andranno a fare questa spedizione. Gli esperti prevedono l'inizio di dicembre, questo qui, quindi diciamo fra 7 ottobre, 3 mesi incominceranno a scavare nel ghiaccio. La durata più o meno sarà di 3 mesi, quindi devono fare un pozzo profondo dove dovranno mettere tutta la loro attrezzatura necessaria. Quindi verranno prelevati campioni nel terreno, acqua radioattiva, quindi si deve vedere sotto che cosa ci sta in effetti, anche perché ci sta una lastra di ghiaccio molto molto grande, quindi devono usare un radar e esplorare la profondità. Quindi l'ultima volta sono riusciti solo a 3 km, ma a finale non hanno fatto nulla di che, quindi devono andare ben oltre. Quindi gli scienziati non si sono sbilanciati su cosa può essere e su cosa no. In effetti qualcosa di radioattivo sta lì sotto. Purtroppo forse o lo scioglimento del ghiaccio ha fatto sì che questa cosa venisse fuori, ma comunque fatto sta che è come se sotto lì, ciao Paschi, come ci sta una fonte che non riescono a capire che cosa sia, anche se le radiazioni sono tipo come una bomba nucleare, quindi in effetti sotto il ghiaccio vogliono capire che cosa ci sia. I complottisti, come al solito, dicono forse ci sta qualche navicella. Ciao Angi, qualche navicella aliena, le solite cose, diciamo, in effetti. Tutti quanti, chi dice che ci sono forse resti di Antartide, qualche piramide, ma sono tante le cose che dicono i complottisti per cercare di capire questa radiazione che ripeto, questa è una notizia già del 2018, solo, ho capito, solo che a breve, a dicembre di ora, si andrà finalmente a vedere che cosa ci sta, o perlomeno a capire che cosa sia. Quindi il 1° dicembre partiranno per l'Antartide. Sì, sì, dimmi Paschi. Eh sì, qualcosa ci deve stare. Questi penso già l'avevano scoperto un anno fa, solo che adesso devono fare un buco, purtroppo. Dici tu che saltiamo tutti in aria. E vabbè, ma comunque devono vedere tutta questa radiazione da dove arriva, qualche cosa ci deve stare lì sotto. Ma poi ragazzi, un'altra cosa, no? Parliamo di una cosa scema proprio, no? Ma se ci sta qualcosa là sotto, no? Chi ce l'ha messa? Cioè, in effetti questo è il ghiaccio, ragazzi, che non si scioglie quasi mai. Cioè, non è che si scioglie, poi uno ci butta una bomba, poi esce il ghiaccio e poi dopo si vede. Quindi non può essere. Quindi, ragazzi, o ci sta qualcosa di anomalo,
oppure siamo stati stessi noi, qualcuno ha fatto qualche esperimento nucleare e perciò ci stanno le radiazioni là sotto. Quindi due sole cose: o è opera umana, qualcuno ha buttato qualcosa là sotto, però dico io, andavano giusto lì a buttare una cosa così, con tutto lo spazio che si ritrovano, andavano in Antartide. Quelli non vedete, quelli nell'oceano, li fanno dappertutto, da magli esperimenti. Adesso i russi come l'hanno fatto? L'hanno fatto addirittura sulla via normale, figuratevi. Se questi partivano per l'Antartide per andare a fare un esperimento. Sì, sì, Paschi, Paschi stavolta. Quindi diciamo ai ragazzi che il 1° dicembre finalmente partirà questa spedizione. Quindi speriamo che capiamo che cos'è, anche se il progetto si chiama Polar Gap e useranno radar e dovranno fare questo buco in questo ghiacciaio, diciamo, che non si sa quanta metri è, quindi anzi metri, chilometri ragazzi, quindi meglio essere più chiari. Quindi l'ultima volta hanno fatto un buco di 3 km ma non hanno risolto nulla, quindi in effetti devono andare più a fondo. Difatti un'enorme quantità di ghiaccio usando il radar è stato possibile arrivare fino a 3 km e non hanno capito nulla, quindi bisognerà perforare oltre 3 km per vedere cosa può essere, cosa ci sta, se è qualcosa di a livello, qualcosa che abbiamo fatto noi stessi. Ma non credo, dai Maria. Oh, c'è stato qualche esperimento e nessuno sa nulla, ragazzi, però ripeto, se ci stava un esperimento, come l'hanno fatto a fare entrare sotto a tanto ghiaccio? Questo è il discorso. La vedo un po' strano, non lo so. O si nasconde qualcosa, ad esempio, ecco qua, uno subito, ciao Lupus, ha detto che forse lì sotto ci sta Antartide. Quindi ognuno poi, i complottisti, ognuno poi interpreta a modo suo. Dicono che forse lì sotto ci stanno. Ma guarda, quella cambia tanti nomi che tu non hai idea, quindi è impossibile da localizzare chi è. Io posso solamente bloccare un account, poi quella ne fa un altro uguale, ne fa un altro uguale, ne fa un altro uguale. Quindi non è che io conosco questa persona, qui tutti possono essere lei in effetti, ma sul canale, non lo so. Quindi capisci che voglio dire? Quella si può chiamare come vuoi, come te, come un altro. Addirittura l'ultima volta si chiamava come me. Quindi diciamo che non si può capire chi è. Solo che giustamente col nome mio non può uscire perché la blocco subito. Quindi non potrebbe scrivere Melchiorre Giuseppe perché come vedo Melchiorre Giuseppe blocco a volo. Quindi non metterà il mio nome. Quindi userà un nome vostro, capisci? Quindi non è che sei solo tu paghi qui, in effetti sono tutti che vengono clonati, come dico io. La signora gli piace clonare le persone, che ti devo dire? Per la cosa di sentire la mia discussione. No, no, ma il problema è un altro, no. Vuoi seguire il mio canale? Fallo pure. Non dare fastidio, ascolta quello che dico, commenta normalmente, senza alludere a qualcosa, senza... Non ci sta niente di male, inventa un nome di fantasia suo e segue il canale, commenta, io che ne so che poi è lei, quindi si può anche nascondere tranquillamente. Invece lei sta e sta e poi esplode, quindi poi si fa capire che è lei, capisci che voglio dire? Potrebbe stare sul canale senza dare problemi, ascolta quello i video che gli piace, ascolta la mia voce, che ne so, ma purtroppo puntualmente poi si fa beccare. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni, poi la blocca, quello fa un account di nuovo, quindi stiamo sempre a fare quello. Perciò dico, sarebbe meglio fare un account normale e seguire il mio canale, basta. Però se vuole usare così che posso fare? Quindi ragazzi, se a dicembre ci sarà questa cosa, spero che capiamo che cos'è
perché chi dice che Antartide, chi dice che abbiamo fatto qualche hanno fatto qualche esperimento radioattivo, chi dice che hanno buttato scorie radioattive lì, però io dico no, se ci stanno chilometri e chilometri di ghiaccio, come ce lo mettevano là dentro? Questo è il discorso. Perché quello è ghiaccio che non si scioglie, quindi c'è una cosa strana. Come ci fa? Se io ad esempio, che ne so, un bidone radioattivo, no? Vado lì, come ce lo metto a chilometri e chilometri sotto la neve? Che questi non sono stati capaci di perforare per fare, diciamo, un buco per vedere da dove arrivava sta radiazione. Quindi andare lì e posizionare qualsiasi cosa è impossibile, cioè come ce la metti a chilometri e chilometri sotto l'acqua lì? Che poi è ghiaccio, non è acqua. Cioè non esiste nulla al mondo per fare un buco per arrivare sott'acqua e poi metterci le scorie radioattive oppure un missile o che qualunque cosa sia. Quindi ci sarà qualcosa di strano là sotto. Anche questo è vero, Stefano. Secondo me è meglio non sapere che ci sta, tanto ci stanno chilometri e chilometri di ghiaccio. Mo avete visto che ci sta la reazione? Lasciate stare, tanto in Antartide non è che ci vivono le persone, in effetti, e non ci stanno i pinguini forse, e nemmeno, neanche pure, diciamo. Questa è una foto che ho preso io così, giusto per dare l'idea dell'Antartide. Però lì dove sta non ci sta nulla, sta solo ghiaccio. Già qua si vede un po' di acqua, ma lì dove devono scavare è tutto ghiaccio, ragazzi, stanno chilometri e chilometri di ghiaccio. Questa foto qua io l'ho messa giusto per fare, per ambientare, diciamo, il video. Però dove devono perforare, ragazzi, ci sta solo ghiaccio, chilometri e chilometri di ghiaccio. Quindi dico io, lasciate stare, no? Come dice Stefano, no? Ma perché a me sfruculia, come si dice in napoletano, perché dobbiamo stuzzicare? Lasciate stare, ci sta la radiazione, lasciatela lì. Invece no, dopo un anno si sono decise finalmente ad andare. Quindi qualcuno all'inizio aveva detto Giuseppe, questa è una notizia vecchia, vera, sì, che è del 2018, però è anche vero che l'hanno messa ora perché arriverà a dicembre la prima spedizione che vedrà che cosa ci sta lì. Quindi il 1° dicembre partirà una spedizione di tanti scienziati provenienti da tutte le parti per vedere che cosa ci sta. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata e come ragazzi ci sentiamo per altre notizie che sicuramente ci saranno, quindi cose sfiziose, cose strane come le chiamo io, queste sono cose strane, io le chiamo fatti strani. Quindi vedremo, speriamo che a gennaio, febbraio 2020 sappia questa cosa che cos'è, o a meno che noi, come ha detto l'altro ragazzo, non esplodiamo tutti e facciamo una sola botta tutti quanti, quindi poi la notizia non ve la posso dare ragazzi, quindi ciao Lupus, buona cena, ci sentiamo più tardi per fare diciamo l'aggiornamento dell'uragano Dorian, vediamo dove sta stasera, stasera verso le 10 faccio quella lì, la diretta più o meno, per vedere la traiettoria dove sta, anche se sappiamo che sta facendo un casino adesso alle Bahamas, non so, 6.000 persone già sono evacuate, stanno parecchie persone stanno sì, sì, le Bahamas sono tutte allagate, in effetti la costa sempre però, e già ci stanno le prime vittime, quindi poi stasera facciamo un bel resoconto della giornata. Vabbè ragazzi, un saluto e buon appetito, beviamoci su. Sì, sì, ci vediamo più tardi ragazzi, ciao. Ciao Paghi, ciao a tutti ragazzi, ciao Lupus, ciao Stefano. Ok, ciao ragazzi.